Eccoci in onda, buon pomeriggio dal Comunale Barison di Vittorio Veneto, buon pomeriggio per questa nostra serata che trascorreremo insieme. Primo torneo nazionale Vittorio Falme che San Martino Colle e 20° trofeo ristorante da Loris, categoria esordienti A9, anno 2012. Siamo già con le immagini sulla partita che vale il terzo o quarto posto, perché in precedenza abbiamo visto tutte le finali che si sono svolte, da Caorle Charlins con la vittoria del Caorle per 3-1, Giorgione Porto Mansuè, vittoria del Giorgione per 4-0, Monza Montichiari 5-0, la prima semifinale del girone A per il Monza sul Montichiari, poi l'Inter che ha perso contro il Venezia per 1-0 in semifinale B. Intanto è iniziata la gara che vede di fronte, come vi dicevo, Montichiari e Inter in completo originale nero-azzurro e Montichiari con maglia rossa e calzoncini blu. Per quanto riguarda le varie finali susseguite, Bassano batte Dolomiti 2-1, Treviso Fontanafredda hanno pareggiato 0-0, quindi rimangono in classifica ex equi anche Vittorio Veneto Triestina che hanno pareggiato per 1. Visto tutte le finali che si sono svolte, da Caorle Charlins con la vittoria del Caorle per 3-1, Giorgione Porto Mansuè, vittoria del Giorgione posizioni di rincalzo, diciamo così, sul podio, chi salirà al terzo posto e poi il quarto posto da assegnare. Allora, vediamo le formazioni velocemente, anche se poi le ricorderemo così, anche per un discorso che non vogliamo. Attenzione a questa azione, esce il portiere del Montichiari, ne approfitta, cerca di approfittare l'Inter che mette fuori questo pallone, si fanno male due giocatori, rimangono a terra, il portiere del Montichiari che fortunatamente si rialza subito e quindi non dovrebbe essere nulla di grave. E allora vediamolo con il numero 12, mi pare Fraccaro in porta, però prendetelo con le molle, con le pinze, la lista che ci hanno dato, spero sia quella giusta, spero sia quella corretta, però mi portano appunto il numero 1 del Voluntas sarebbe Torresani, il numero 2 Esposito, il numero 3 Kondoff, il numero 4 Liloni, il numero 5 Fogliazza, ancora Montichiari in affanno e in difficoltà ad uscire dalla propria area, spinge l'Inter in questo momento nelle battute iniziali di questo incontro, 20 minuti per tempo, lo ricordiamo, cambi che sono volanti, possono essere scelti in qualsiasi momento, bisogna comunque fermare il gioco. Calcio dalla bandierina per l'Inter che è partita subito con l'acceleratore spinto a manetta e vediamo che cosa succede con questa battuta. Bravo il portiere del Montichiari che deve salvare due volte, la prima volta sul calcio d'angolo e poi sul colpo di testa da parte di un giocatore dell'Inter che ha cercato di colpire e di andare subito a rete. C'è l'arbitro che fischia un fallo che commette Liloni anzi è il numero 4 dell'Inter, è Silvestri che si era spinto dalla parte opposta, c'è il fallo di mano che viene fischiato dall'arbitro che lascia andare e poi blocca tutto, si va sulla fascia destra del campo per spingere in avanti, nulla di fatto per quanto riguarda questi frangenti di gara ripeto, andiamo ancora a vedere se eravamo a Fogliazza con il numero 5, Saietti con il numero 6, con il numero 8 Loda, con il numero 10 Faccini, con il numero 11 Mutti, con il 12 Fraccaro, con il 13 Guatta, con il 14 Franzoni, con il 15 Bombana, con il 17 Lorandi, poi abbiamo Raab Hani Youssef che mi dicono non ha il numero, poi lo vedremo, il 19 Boselli e il 20 Pala. Questi giocatori a disposizione della Voluntas Montichiari che sta cercando di opporsi all'Inter che è subito partita con la spinta veemente in avanti ed eccola l'Internazionale di Milano con questo 11, anzi con questi 14 portati qui a Vittorio Veneto per questo torneo. Sono
con il numero 1 Tomasini, con il numero 2 Zeni, con il numero 3 Ventura, con il 4 Silvestri, con il 5 Cocherver, con il 6 Brembilla, con il 7 Galbiati, con l'8 Mansur, con il 9 Ortolani. Si gioca fino a 9 in campo naturalmente, primo anno, quindi siamo sulla categoria esordienti a 9, quindi 9 giocatori in campo, anno 2012, lo ricordiamo ancora una volta. Minelli con il numero 10, Carreras con il numero 11, con il numero 12 troviamo Smelz, con il 13 Straini e con il 14 Sorrentino. A guidare questa pattuglia di giovani dell'Inter c'è Andrea Scanziani, mentre a guidare la pattuglia dei giovani della Voluntas Montichiari c'è Marco Facchetti. Queste le note principali, come vi ho detto, e allora godiamoci questa partita interessante sotto il profilo del gioco. Abbiamo effettuato un'intervista con Agostino, uno degli amici dell'organizzazione, che ci parlava, a cui ho chiesto naturalmente soprattutto qual era lo spirito. Intanto lo spirito è quello da sempre portato avanti per questo 20° trofeo ristorante da Loris, dall'amico Loris Bellè. Lo spirito è quello di vedere tanti ragazzi, tanti ragazzini in campo giocare e divertirsi, questo è l'importante. Quest'anno si giocano le finali allo stadio Barison di Vittorio Veneto. Attenzione, osserviamo questo tiro del numero 6, se non erro, dell'Inter, Brembilla, che viene neutralizzato dal portiere del Voluntas. In avanti ancora la formazione interista con il numero 3 che va per le terre, ed era Ventura che guadagna una punizione all'entrata in area di rigore. Se ne occupa Minelli, mi pare, sul pallone, poco più distante colui che ha procurato il fallo, ovvero Francesco Ventura. Sono tutti ragazzini 2012, stiamo dando un'occhiata, qualcuno del 2013, basta, sì, direi che il grande numero è sul 2012 anche per quanto riguarda il Montichiari, che ne porta uno del 2013 ed è il numero 6 Saietti. Quindi questa bravo ancora il portiere del Montichiari, che si accartoccia, fa suo il pallone scagliato da notevole distanza in precedenza. Palla ancora che viene rinviata e messa lontana, fatta viaggiare lontana dalla propria area di rigore, con Silvestri che prova ad andare indietro dal proprio portiere Tomasini, che lo richiama all'ordine. Allora Tomasini ancora in rinvio corto, si parte dal basso, come vedete non buttano via il pallone nemmeno su queste categorie, e allora è qui che si impara a giocare, a mettere a terra la palla, per provare ad impostare l'azione. Viene in avanti ancora l'Inter, poi scappa questo pallone a Brembilla, che voleva lanciare il suo numero 9 Ortolani, palla che scivola sul fondo veloce, non riescono a correggerla, non riescono a prenderla gli altri compagni di squadra, quindi riparte, o aveva cercato di ripartire il Montichiari, fermato sulla linea di metà campo dalla formazione interista, che guadagna ancora la palla, va sulla destra il giocatore dell'Inter, guadagna un calcio d'angolo, ed è il secondo calcio d'angolo che si appresta a battere, se non erro, Minelli, il capitano. E allora battuta con lo schema chiamato, primo palo, un paio di occasioni tentate di andare al tiro, sempre da parte di Ventura, non riuscite. Guadagna un altro calcio d'angolo l'Inter, e allora lo batterà ancora con il proprio capitano. Stesso schema di prima, doveva arrivare l'uomo sul primo palo, però non si sono trovati, non si sono messi d'accordo bene. Palla che viene buttata fuori, allontanata dal Montichiari, però diciamo che è un predominio di campo totale da parte dell'Inter in questi primi minuti di gioco. Vi ricordo che sono 20 minuti di gioco in cui si affronteranno nel primo tempo, nella prima frazione di gara, le due formazioni, poi altri 20 nella seconda parte di gara, quindi un campo ridotto leggermente, però è quello
è quello che si gioca in campionato a 9, e quindi attenzione, viene in avanti ancora l'Inter, bloccato è il numero 14 Sorrentino che cercava di andarsene, non riesce, palla che viene messa fuori, ancora viene il capitano Minelli a sospingere i suoi in avanti. Abbiamo visto che insomma hanno preso pieno possesso del campo gli interisti, maglia nerazzurra classica con le gioie, immagino, per questi ragazzini, insomma, di quello che è successo nella settimana appena trascorsa, la vittoria dell'Inter nel campionato, quindi immagino che anche per loro, insomma, sarà un doppio onore vestire questa maglia. Finalmente stavamo commentando in sede privata che molti non fischiano più queste rimesse in gioco, ma appena dovevo stare zitto, perché anche questa rimessa in gioco era da rifare, perché non si dovrebbero alzare i piedi, no? Invece ci è permesso un po' tutto questo fa un po' snaturare quello che è, insomma, quelli che sono gli insegnamenti di un calcio giovanile e di un settore giovanile. A manovra ancora dell'Inter, che adesso spinge in avanti con Silvestri, che si ferma sulla linea mediana del campo, e allora riparte il Voluntas Montichiari, che cerca di ripartire perché viene fermato ancora da Silvestri. In avanti la palla, buono il tentativo di verticalizzare da parte di Ortolani, palla che viene bloccata, e allora in avanti ancora il tentativo da parte dell'Inter, mette a terra palla questo numero 14 che giostra con Ortolani. Era Sorrentino che aveva cercato di dare il pallone al suo centravanti, c'era anche riuscito, 3 uomini vicino alla bandierina, e allora il numero 9 Ortolani lascia lì il pallone, ci penseranno il capitano Minelli ed il numero 3 Ventura, che sono quelli che si stanno muovendo più di tutti in questo primo tempo. Ecco il cross di Minelli, il tentativo di andare di testa di qualcuno dell'Inter non riesce, l'Inter che guadagna palla poco fuori dall'area di rigore, si rifugia in un fallo per bloccare il tentativo di ripartenza da parte dell'Inter, di riportarsi in avanti da parte del Montichiari, che blocca tutto il gioco, quindi si spezza ulteriormente con il numero 9, anzi il numero 8 Mansour, che il portiere Torresani, anzi il numero 12, il portiere Fraccaro del Montichiari, mi auguro sia lui, perché io ho questa lista, quindi attenzione, io ho questa lista, quindi vi riporto i numeri che leggo, quindi magari potrebbe anche esserci un errore, uno sbaglio, mi auguro proprio di no. Palla che è sorvolata alta sopra la traversa, 3 uomini in barriera, attenzione, sanguinosa questa perdita di palla, viene in avanti l'Inter, ancora il tentativo di fare tutto da solo, questa volta non va a compimento, c'era in mezzo all'area di rigore il centravanti Ortolani, che si è arrabbiato parecchio per questa palla che non è arrivata a compimento, e allora adesso dalla bandierina ancora Minelli, la prima battuta sul primo palo, va il colpo di testa molto bene Ventura, sicuramente Minelli e Ventura i più attivi della formazione interista, con Ortolani e Mansour a supporto. Eccoli qui ancora, e adesso Sorrentino che ha preso come si suol dire, ha preso ritmo, il tentativo di Ventura ancora di mettere dentro questo pallone da una fascia all'altra sulla fascia sinistra del campo. Questo Ventura ci sta provando da quando è iniziata la gara. Solito schema per l'Inter, 2 uomini sulla bandierina, e sono Minelli, capitan Minelli e Ventura. È Ventura che se ne va da solo, molto buono, allora la palla arriva in mezzo, poi non trova lo sbocco giusto Ortolani, che cercava di andarsene, palla che forse era terminata, fuori, arriva e c'è il gol, molto bello. Molto bello, cross molto molto buono da parte del solito Ventura, che va a prendersi gli abbracci dei suoi compagni. È buono il gol ed è l'1-0 per la formazione dell'Inter. Poi vi dirò anche
chi ha segnato, penso il numero 2 Zeni in spinta offensiva. Questo giocatore, sì, è lui, è Zeni che ha segnato il gol, se non erro, se non abbiamo sbagliato, e sempre, lo ripeto, se le liste che ci hanno consegnato sono giuste. Attenzione, il colpo di testa stava per complicare la vita e la complica ulteriormente. C'è il gol, il secondo gol dell'Inter che ha preso decisamente, e adesso è Mansour, Zeni e Mansour che danno l'1-2 alla formazione dell'Inter sul Montichiari. C'è stato un errore, una sfortunata deviazione tra il portiere ed un giocatore del Montichiari. Purtroppo il rimbalzo non ha favorito il portiere, tantomeno il difensore, e allora ne ha approfittato Mansour che con un piattone ha messo dentro il gol del 2-0 per la formazione nerazzurra. Quindi situazione, come avete capito, insomma, di tutta tranquillità per la compagine nerazzurra guidata da Andrea Scanziani, che è in campo, in piedi, con il suo secondo, con il suo aiutante, diciamo così. Bravo questo numero 20, Pala, Filippo Pala, un 2012, nato il 18 maggio, che si è mosso bene, va a cercare di farsi vedere lì davanti, non riescono a servirlo, prova alcuni cambi, mi pare, si sta muovendo qualcuno in panchina del Montichiari, i ragazzini che vanno a riscaldarsi. Abbiamo riscoperto in queste giornate il bello del settore giovanile. Dove sta il bello del settore giovanile? Il bello del settore giovanile sta che non ci sono invidie, o quantomeno c'è ancora quella gioia che se un amico oppure un tuo compagno di squadra segna un gol e porta avanti la squadra, è bello per tutti, e non ci sono invidie, non ci sono cose che i grandi fanno e che molte volte, insomma, insegnano male ai più giovani. In avanti ancora la formazione del Montichiari, che però non ha storia, si ferma proprio all'altezza della metà campo, palla che viene controllata ancora una volta, sì, ed è giusto, caro ragazzo, si arrabbia Ventura, però la rimessa in gioco non era stata effettuata bene, e allora l'arbitro l'ha fatta recuperare, l'ha fatta risegnare, cambiando ancora anche adesso. Quindi Ventura questa volta realizza e gioca una buona palla per mettere in movimento i suoi. In avanti ancora la formazione del Montichiari, una delle poche sortite in avanti del Montichiari, che vengono fermati con l'instancabile Ventura che si muove 1-2, poi lascia lì il pallone, aspettava l'arrivo del compagno Brembilla, che è arrivato troppo tardi, palla che è andata fuori, e sportivamente si sono alzate le mani, le braccia dei due tecnici dell'Inter, segnalando appunto all'arbitro che la palla era terminata fuori. Questo ci piacerebbe vedere anche in qualche campionato più grande, mentre invece molte volte si nascondono tutte queste cose, si insegna addirittura a non dire se la palla termina fuori, se la palla, insomma, non arriva al punto giusto, insomma tutte cose che fanno altro che poi indispettire. E attenzione, bravi, si gioca ancora con Capitan Minelli che viene a prendersi palla, la dà indietro per Tomasini. È un Inter quadrata, è un Inter che è andata in vantaggio per 2-0, prima con Zeni e poi con Mansour, quindi non ci sono problemi in questi primi 20 minuti di gioco che stiamo vedendo qui al Comunale Barison di Vittorio Veneto. È un comunale vestito a festa, è un comunale ricco di genitori, ricco di famiglie. Questo era quello che l'organizzazione si aspettava, insomma, vedere il Barison pieno, ma non solo di addetti ai lavori, perché immagino che ci possano essere anche procuratori, addetti ai lavori, insomma già dall'età giovanile ci sono questi movimenti, però l'importante, vi dicevo, è appunto vedere
come le famiglie seguano appunto questi giovani calciatori, questi giovani giocatori, mentre fanno il loro ingresso le altre due squadre in campo per andare al riscaldamento, quelle che si giocheranno la finale, primo, secondo posto, e sono il Monza ed il Venezia che giocheranno appunto la finale per il primo, secondo posto. Lo scorso anno vinse il Pordenone sulla Triestina, era un derby tutto friulano. In avanti il Montichiari, intanto in avanti il Montichiari si ferma bene, questo ragazzino, questo con il numero 10 sulle spalle, Faccini Vaccari, si è fatto fermare poi dai difensori dell'Inter, però va a riprendersi la palla, tanta grinta per questo giovane che per il momento è un po' carente in altezza, ma bisogna aspettarli, i giovani bisogna aspettarli, perché possono rimanere piccolini e poi alzarsi tutto ad un tratto, e allora guai a dire ma è troppo piccolo, non lo facciamo giocare, sono le cose più sbagliate, insomma, almeno secondo me, e quindi aspettiamoli, diamo la possibilità di un normale sviluppo per questi giovani calciatori. Prova a manovrare la formazione dell'Inter, va indietro a trovare palla con i due tecnici a bordo campo che stanno dando qualche suggerimento ai loro ragazzi in campo. Capitan Minelli, sicuramente uno dei più interessanti che stiamo vedendo in questa partita, insieme al numero 3 Ventura. Adesso stanno un po' rifiatando anche loro. Vi dicevo, lo scorso anno termina il primo tempo intanto, quindi terminano i primi 20 minuti di gioco. E allora vediamo che cosa succede con lo speaker del Barison, Massimiliano Marenco, che dà il risultato appunto della gara, 2-0 con gol di Zeni e di Mansour che portano appunto sul 2-0 il risultato. E allora vediamo, probabilmente ci saranno dei cambi che il tecnico Scanziani effettuerà. Ho visto che stava parlando il suo secondo con Mansour, insomma direi che qualche cambio ci potrà stare. Tra l'altro condizioni meteorologiche ideali per giocare al calcio, non fa né troppo caldo né troppo freddo. Qui a Vittorio Veneto una variabilità che per fortuna ha tenuto lontano fino ad ora la pioggia, e quindi ci auguriamo che fino alla fine, insomma fino alle premiazioni delle 19:30 circa, si possa rimanere con questo clima, con questo tempo. Rientra l'Inter e vedo che c'è il numero 12 in campo per quanto riguarda il portiere Desmelzo, che entra in campo. Mi pare che sia l'unica sostituzione per il momento. Questa 20ª edizione del trofeo Ristorante da Loris, primo torneo nazionale, Vittorio Falmec, San Martino Colle, manifestazione riservata alla categoria esordienti a 9, anno di nascita 2012. Tutto pronto per parte la seconda frazione di gioco con l'Inter che prova a ribadire il suo vantaggio. Andiamo a far partire anche il nostro cronometro, un attimino magari in ritardo, però ci siamo, eccoci qui. E allora si gioca questi secondi 20 minuti di gioco per determinare la terza e quarta classificata. Palla messa dentro in area, palla però su cui non arriva nessuno, quindi può ripiegare il Montichiari e andarsi a prendere questo bel pallone. Esce bene il Montichiari, prova ad impostare, poi neanche a farlo apposta arriva il solito Minelli che mette fuori il pallone. Non so se il torneo, lo chiedo a Max, non so se il torneo prevede miglior giocatore, capocannoniere no, ecco, quindi non ci saranno classifiche di questo tipo, soltanto le classifiche relative alle squadre. In avanti ancora il Montichiari che cerca di ripartire, non ci riesce, palla che rimane
tra le mani dell'Inter con il suo numero 5 Kokerver, Daniel Kokerver, anche lui una rimessa in gioco sarebbe da rivedere, però insomma andiamo avanti altrimenti non giochiamo più. Minelli ancora che esce con palla al piede, falla viaggiare verso Brambilla, indietro tutto. Portiere nuovo quindi per l'Inter che l'ha cambiato nella prima frazione di gioco, almeno mi pare, perché è il numero 12 adesso, prima c'era il numero 1. Mi auguro, ripeto, che le liste siano esatte e che le liste date dagli allenatori e dalle varie società siano quelle che vediamo, sono quelli dei giocatori che vediamo in campo, ci auguriamo di sì. Altrimenti portate pazienza e scusateci fin d'ora. Si arrabbiano i tecnici dell'Inter a bordo campo su questo pallone perso in avanti, attenzione, palla ribattuta ancora il più lontano possibile. Dalla parte opposta c'è il portiere del Montichiari che prova a far viaggiare i suoi, si appoggia su Liloni che verticalizza in avanti, però palla persa, la guadagna ancora l'Inter. Possiamo dire che i primi minuti di questo secondo tempo sono un po' così, un po' alla Carlona, palloni gettati in avanti, gettati via, anche perché l'Inter ha messo da subito al sicuro il risultato, quindi grandi problemi non ne ha. Attenzione che arriva ha sprombattuto il giocatore dell'Inter che si fa il numero 3, sì. È ancora lui, ancora Ventura che si fa parare, si fa deviare questo tiro per un ennesimo calcio d'angolo che vediamo battuto dal solito Minelli. Palla corta, attenzione, eccolo qui, terzo gol dell'Inter con mi pare che sia il numero 6 Brambilla, vediamo, riconoscibile da una folta chioma. Sì. Quindi Brambilla che firma il terzo gol per l'Inter. 3-0 sul Montichiari. Zeni Mansur Brambilla. 3-0. Montichiari in difficoltà netta. È un Montichiari che tra l'altro ha un impianto da gioco, una serie di impianti da gioco molto molto interessanti, molto belli, atti a fare un buon settore giovanile e a divertirsi in quel di Montichiari. Ecco l'autore del terzo gol Brambilla che manovra, palla rischiosa in mezzo, poi Minelli omnipresente un po' dappertutto a gettare via il pallone. Si sta giocando questa finale terzo o quarto posto qui al Comunale Barison di Vittorio Veneto, situazione di 3-0 per la compagine nerazzurra che si ripropone in avanti, viene fermata sulla metà campo, può ripartire ancora con Galbiati, vediamo. Stava chiamando il pallone dalla parte opposta a Straini che è entrato anche lui in campo in questa seconda frazione di gioco, non lo ha visto e quindi palla che si è perduta. Poi riguadagnano palla gli interisti, prima con Zeni e poi con Brambilla che offre il pallone al numero 12 Lorenzo Smelzo, il portiere dell'Inter, che prova il rinvio lungo, palla che termina direttamente in fallo laterale. Sono d'accordo anche i tecnici dell'Inter che affidano la rimessa in gioco al Montichiari. In avanti il Montichiari con il numero 15 Bombana. Palla in avanti dalla rimessa in gioco. Si può giocare ancora con Mutti che viene fermato, palla che termina sul fondo
può ripartire Brembilla, attenzione a non perdere palla lì, può giocarla l'Inter, come vi ho detto, ne parlavamo prima con alcuni addetti ai lavori, diciamo che la qualità si è alzata ulteriormente anche quest'anno qui in questa categoria e in questo torneo, quindi diciamo, e non soltanto, mi hanno detto appunto, non soltanto per quanto riguarda le squadre professionistiche o semiprofessionistiche, ma anche per quanto riguarda le nostre squadre, magari quelle vicine a noi, tipo Giorgione, Porto Mansuè, lo stesso Vittorio Veneto che si è classificato bene poi in questo torneo finale. La Leo per Livertino Pitergina sempre un vivaio interessante. Poi più vicino insomma, a noi Padova, che ha vinto ed è al 7° posto di questa classifica. Padova bene, che ha battuto il Donatello, un'altra realtà. Attenzione a questa punizione, molto buona battuta, e altrettanto buono la parata di Smelzo, il portiere dell'Inter, che è andato a prendersi il pallone sul suo palo di riferimento. Attenzione al contropiede in avanti ancora con il Montichiari che cerca di fermare Simansur, ci riescono e quindi può ripartire. Ci sono gli applausi del tecnico dell'Inter verso i suoi giocatori per questo tentativo di ripartenza non riuscito per poco. Arriva Minelli a rubare l'ennesima palla, l'ennesimo pallone. Bravo questo ragazzino che mette dentro questa palla, ha cercato di pescare sul secondo palo il suo compagno di squadra, però buona, indubbiamente lo abbiamo citato fin dall'inizio, non ce ne vogliono gli altri, insomma, ma spiccano quando uno è, insomma, va a correre per tutta la gara bene e sta giocando decisamente bene, insomma va citato, va ricordato, perché no? E auguriamo a lui, auguriamo a tutti i ragazzini che ci sono in campo quest'oggi, a tutti quelli che abbiamo visto dal 20° posto in su, di fare questo mestiere, di fare questo gioco, insomma, di divertirsi e naturalmente poi di togliersi grandi e grosse soddisfazioni. Non riuscirà a tutti, però insomma chi ci riesce possa divertirsi con questo bellissimo sport, anche se molte volte lo stiamo noi grandi massacrando e molte volte dilapidando un'importanza fondamentale per quanto riguarda il gioco e per quanto riguarda lo stare insieme. Palla che viene perduta ancora dall'Inter, che ha rallentato, come avete potuto vedere, insomma, come potete vedere anche voi. Siamo in diretta dal Barison di Vittorio Veneto con streamingsport.it, che segue queste 2 gare di finali di questo torneo. Lo ricordiamo che è il primo torneo nazionale Vittorio Falmec San Martino Colle e 20° trofeo ristorante da Loris, categoria esordienti A9, come vedete il campo ridotto, ed è l'anno, il 2012, che vede in campo quasi tutti i giocatori di quest'età, tranne qualche giocatore del 2013, 2 per la precisione. Nella squadra dell'Inter sono il numero 5 Kokerver e il numero 13 Straini, sono entrambi in campo, quindi meritano, mentre per quanto riguarda il Montichiari abbiamo il numero 6 Saietti e il numero, c'era Rabhani, però non compare più in lista, a meno che non sia in panchina con il numero 9 che aveva, comunque come il numero, scusatemi, per onestà dovevo ricordare, con il numero 18, quindi questi erano i 2013, però ripeto, tutti 2012, sono passati
Sono passati un po' di minuti dall'inizio del secondo tempo, andiamo con precisione a vedere il tempo, 10:40, quindi ancora 10 minuti di gioco sul 3-0 per la compagine interista. I nerazzurri hanno messo da subito al sicuro il risultato, prima con un gol di Zeni, poi con il raddoppio di quasi subito di Mansour e poi con Brembilla. Ancora il capitano dell'Inter Minelli che viene in avanti, poi palla che termina in calcio d'angolo ed è lo stesso Minelli che va alla battuta. Solito schema, 2 uomini sulla bandierina, pronti alla battuta. Eccola qua che avviene, il capitano ancora mette dentro questo pallone, il colpo di testa del Montichiari ad allontanare il pericolo, viene in avanti ancora, blocca palla e la mette in calcio e la mette in fallo laterale. L'Inter che spinge a sostegno con il suo numero 5 Kokerver, di cui vi dicevo appunto 2013, si gira bene, buona questa palla, altrettanto bene tutto dalla parte opposta, spreca questo pallone, vorrebbe il tocco dell'arbitro, vorrebbe il tocco, scusatemi, del portiere del Montichiari, che non è d'accordo, mentre l'arbitro invece dice è d'accordo con il giocatore dell'Inter e dice che il portiere ha toccato il pallone, quindi la deviazione c'è stata tutta. C'è il calcio d'angolo per quanto riguarda l'Inter, che con Minelli va ancora ad impensierire la retroguardia del Montichiari. Nulla di fatto, palla che termina in fallo di fondo e in calcio d'angolo guadagnato ancora. Primo palo, palla che stava per arrivare dalle parti di Mansour, poi ferma tutto e si torna e si riprende a giocare con una punizione battuta dal Montichiari. Inter in avanti, ferma ancora la difesa del Montichiari, palla che termina fuori, si arrabbia un pochino Straini, che si è visto sfuggire il pallone dopo lo stop. Buono lo stop invece di Brembilla, bravo, un bel taglio in avanti di Minelli, che stava per imbucare il suo compagno di squadra sulla fascia sinistra del campo, non riuscito. Vedete che ha mimato l'arbitro, ancora una volta una rimessa in gioco con le mani effettuata malissimo, e fortunatamente, io ripeto, io sono convinto che bisogna insegnare come si battono queste rimesse in gioco, quindi fanno bene a fermare il gioco e a far capire che insomma la rimessa deve essere giocata con i piedi per terra, come si dicevano una volta. In avanti Minelli ancora, va sul fondo, ma viene anticipato dal diretto avversario, che poi gli fa carambolare la palla sulle gambe, e allora c'è rimessa dal fondo da parte del portiere. Cambio, rientra Mansour, esce Minelli, veramente esce tra gli applausi dei suoi sostenitori, del suo pubblico, dei genitori immaginiamo, o di chi ha seguito il ragazzino, però bravo. E c'è il quarto gol intanto, però sì, viene concesso, sì, no, il portiere voleva rigiocare questa palla, perché dice ma io non l'ho giocata, non l'ho battuta la punizione, l'ho messa lì, però il giocatore dell'Inter è stato più svelto di tutti e c'è il quarto gol, quindi quarto gol dell'Inter, 4-0 sul Montichiari, che adesso guadagna una punizione nella metacampo dell'Inter, che arretra un pochino, numerosi cambi che avvengono, ancora se ne sta preparando un altro, rientra Silvestri con il numero 4 che aveva ceduto in prima la sua posizione, vediamo quando lo faranno entrare
per questi ultimi 5 minuti scarsi di gioco qui al Barison di Vittorio Veneto, sede di gioco del Vittorio, che quest'anno ha militato ancora nel campionato di eccellenza, giungendo al nono posto, mi pare, più o meno, settimo, il Vittorio Veneto, sesto posto, scusate, sesto posto del Vittorio, la prima squadra, quindi campionato che può ritenersi soddisfacente per questi colori. E abbiamo visto anche i colori giovanili giocarsi una finale contro la Triestina a pari, 1-1, infatti il risultato finale, terminato ex aequo la posizione, quindi complimenti a loro. Blocca tutto l'Inter, ma c'era il fallo fischiato dall'arbitro che dà la possibilità al Montichiari di battere questa punizione. Si avventa come un falco un giocatore dell'Inter sul pallone, ma bisogna andare lontano, era Mansour. Palla dentro, viene bloccata ancora, prova a ripartire il Montichiari con estrema difficoltà, anche a livello fisico, dobbiamo dirlo, decisamente più strutturati quelli dell'Inter, che, ripeto, la differenza tra squadre professionistiche o semiprofessionistiche o semidilettantistiche, chiamatele come volete, qual è? Quella della possibilità di fare scelta, di scegliere i migliori giocatori che ti vengono proposti nella tua zona e di dare la possibilità di giocare ad un certo livello. Questa è la differenza, oltre poi ai bravi allenatori e ad una struttura societaria importante da affiancare appunto alle varie formazioni giovanili. In avanti l'Inter ancora, sempre in ripiegamento difensivo prima sulla fascia sinistra, poi adesso sulla destra ancora si gioca con questo pallone che mette in difficoltà il giocatore dell'Inter, che si rifugia in un tocco sull'avversario e allora guadagna una rimessa in gioco con le mani per ripartire tutto in avanti ancora, palla che viene controllata, uno stop e poi il passaggio in avanti, viene a prendersi il pallone molto bene il numero 7 interista Galbiati, che ha cercato l'appoggio, ha cercato di girare il pallone sulla sua destra, non c'è riuscito in un primo tempo, poi viene in avanti ancora l'autore del terzo gol Brembilla, che perde però il pallone, allora lo riprendono quelli dell'Inter spingendo ancora, il tentativo di 1-2 non riuscito ancora con il numero 7 Galbiati, che va sulla fascia, si ostina a volersene andare da solo e ancora lì a mantenere questo pallone, palla che poi termina in fallo laterale. Ha guadagnato un fallo laterale il giocatore Galbiati dell'Inter e allora 18 e 49 minuti di gioco, Brembilla va al tiro prepotente che termina alto. Si gioca ancora un minuto e poi arriverà il triplice fischio finale per chiudere questa gara. Palla che termina in fallo laterale, allontanata da quelli del Montichiari. Bello di esterno questo pallone messo in area, viene controllato ancora e allora ci riprova a mettere dentro il pallone, ma il colpo di testa è di quelli del Montichiari che mettono fuori, palla che però è ancora preda dell'Inter che manovra sul 4-0, non si sono stancati gli interisti, stanno ancora spingendo, adesso vanno dalle parti indietro, dalle parti del loro libero che spinge in avanti, attenzione Brembilla, 1-2, pallone che tocca terra, prende velocità e se ne va. L'arbitro che guarda il cronometro potrebbe fischiare mentre c'è
l'entrata in campo di un altro giocatore, ma è finita con il triplice fischio finale. Termina 4-0 per quanto riguarda l'Inter, 4-0 sul Montichiari, e allora terzo posto per l'Inter e quarto posto per il Montichiari. 4-0 il Voluntas Montichiari, che dunque Cosa che dice, no? Cazzo. Sì. Allora, Monza e Venezia sono nel se riusciamo ad averli nel tunnel degli spogliatoi. Appunto ci sono già le due squadre che vedremo in campo tra poco. E allora sì, è la finale, la finalissima. Sono arrivate il Monza e la formazione del Venezia, e allora è un bel vedere, sarà un bel vedere, con il Monza che aveva battuto stamattina per 5-0 nella prima semifinale. 1-0 nella semifinale B, guadagnandosi appunto l'entrata nelle due finali che
Monza-Venezia, e quindi tra poco vedremo l'entrata in campo dei giocatori che sono nel tunnel del Barison in attesa appunto di entrare. Sentiamo le urla di gioia da parte dei ragazzi. Allora il Monza, eccoli qua, stanno entrando le due squadre. Allora con l'arbitro davanti a tutti, allora Stadio Comunale Barison che vede il Monza con il numero 1 Vono, con il numero 12 Manenti, con il numero 2 Meale, con il 3 Scaglietti, con il 5 Spada, con il 6 Melotto, con il 7 Bini, con l'8 Faggiano, con il numero 9 Frigerio, con il numero 10 Corti, con il numero 11 Granelli, con il 13 Costantino, con il 14 Vitali, con il 20 Borsani, con il 21 Gaspani, con il 22 Massimini. Le due squadre in mezzo al campo, in mezzo al terreno del gioco del Barison. Un bellissimo colpo d'occhio per questa finale, primo e secondo posto del primo torneo nazionale Vittoria Falmec San Martino Colle, 20° trofeo Ristorante da Loris, categoria esordienti A9, anno 2012, come avete sentito anche dallo speaker dello stadio. Quindi se rimarrà il risultato di parità si andrà direttamente ai calci di rigore, come suggeriva appunto il collega Massimiliano Marenco qui al mio fianco. Diamo un'occhiata anche al Venezia che manda questi 9 in campo con questa numerazione che è cambiata. Spero, ripeto, come ho detto in precedenza, spero che la numerazione sia esatta, spero che la numerazione non porti errori di sorta, però insomma abbiate pazienza perché noi abbiamo queste liste. Allora con il numero 12 per il Venezia Martini, con il numero 2 Muffato, con il numero 17 Zanon, con il numero 11 Visentin, con il numero 9 Solmi, con il 10 Pasqualini, con il 7 Perin, con l'8 Barbiero, con il 6 Bertolissi, con l'1 Visentin, con il 5 Frison, con il 16 Camoli, con il 4 Poppi, con il 15 Vecchiato, con il 3 Trutuio, con il 14 Marco Artusi e con il 13 Leonardo Grillo. Il tecnico è Gerry Basso, collaboratore Nicola Nube. Vi ricordo anche il tecnico della formazione del Monza ed è sposato Angelo Francesco, coadiuvato dal signor Daniele Erba, suo secondo. È iniziata la finale, arriva subito il primo gol, nemmeno partiti signori miei, e siamo al gol subito lampo da parte del Monza che trova un gol stupendo, 30 secondi, 15 secondi, 20 secondi, non lo sappiamo. Gol a freddo, più che mai a freddo, anche se le temperature continuano a rimanere ideale per giocare al calcio. Primo grido e primo squillo del Monza che va in gol con un tiro da fuori area che sorprende il portiere del Venezia, e adesso per il Venezia comincia una partita che sicuramente non avrebbe voluto in questa maniera. Vediamo che cosa escogiteranno i due tecnici a bordo campo e come si ribalteranno dalla parte opposta i giocatori del Venezia per cercare di riequilibrare le sorti dell'incontro. 1-0 fulmineo, 30 secondi di gioco, ma nemmeno, perché non avevamo nemmeno fatto partire il nostro cronometro, quindi diciamo insomma intorno al 20° secondo di gioco c'è questa situazione. In avanti ancora il Monza che pare veramente indiavolato. Altro tiro del centravanti del Monza che va fuori di poco, spreca questa altra grossa occasione, grossissima, la prima tramutata sempre con un tiro da fuori, seconda invece fallita di poco alta sopra la traversa da parte del numero 9, se non erro, Frigerio. Sebastian Frigerio, classe 2012, sono tutti 2012 giocatori del Monza, mentre pure per quanto riguarda il Venezia, tutti 2012, quindi si gioca
tutto alla pari in questa partita, in questi due tempi da 20 minuti che ci apprestiamo a godere e a vedere insieme qui al Barison di Vittorio Veneto. Palla che scivola in fallo laterale, la rimessa in gioco con le mani è del Monza, che ha fatto capire subito di non scherzare. Attenzione perché replica il Venezia che non ci sta. In avanti però esce bene il Monza, attenzione al Monza che viene in avanti, si allunga un po' troppo il pallone, il numero 22, palla che torna indietro, la perde e allora c'era il fallo, ha visto bene e quindi sul numero 8 era stato Faggiano a commettere il fallo, va sul pallone adesso il 4 del Venezia Poppi. C'è un cambio subito per la formazione del Venezia. Non penso sia una bocciatura per il ragazzo, ma un cambio, esce il numero 10 che forse si è fatto un po' male, però potrebbe anche essere un cambio per omettere un difensore in più oppure togliere un difensore e mettere un attaccante in più, visto che il Venezia sta perdendo. Però ci auguriamo intanto che non si sia fatto male. Arbitra il signor Michelutto della sezione AIA di Santa Maria Capua Vetere. Viene in avanti la formazione del Venezia, fermato il rinvio da parte del Monza che riparte. C'era anche uno scontro piuttosto, non dico violento, però insomma di quelli che non si tira indietro il colpo. Stanno giocando con una certa, stavo per dire durezza, perché abbiamo visto un paio di interventi mica da ridere. E quindi palla che adesso è in possesso del Venezia, che non parte da dietro, non parte da terra, non parte dal basso, ma ha fatto il lancio lungo, una sventagliata per trovare il suo attaccante lì davanti, non è riuscito a prenderlo, però hanno guadagnato una rimessa in gioco perduta con il Monza che prova a ripartire sulla propria metà campo ancora 1-2 molto bene sulla fascia destra del campo, avanti il Monza che non cede palla, la perde, poi commette fallo sul tentativo di ripartenza da parte di un giocatore del Venezia. Situazione di 1-0 per il Monza che ha sbloccato la partita al 30° secondo, diciamo così, proprio immediata, pronti via per il Monza che ha sorpreso tutti, compreso noi che stavamo ancora sistemando il nostro Chrono Quartz. Monza in avanti, si gioca sulla corsia di sinistra, palla che viene rigiocata nello stretto. Vedete già l'abilità di questi ragazzini a cui viene insegnato di non gettare via la palla, e quindi lo vedi in questo tentativo di questi tentativi di ripartenza. Adesso l'arbitro chiede scusa perché lui aveva indicato da una parte, però ci sono stati quelli del Monza che hanno detto oh, guarda che la palla è della formazione del Venezia. Vedete come ci sono degli scontri che prima non avevamo visto nella partita precedente. Qui invece si è iniziato subito a spingersi e a giocare un pochino. Guardate anche questo intervento in uscita dello stopper del centrale difensivo del Monza, mica da ridere. Palla in avanti ancora, manovra il Monza in maglia bianca con bordi rossi, viene fermata l'azione, palla che stava per uscire, poi la mette in mezzo rischiando un pochino, in effetti la palla viene persa. Che colpo di tacco interessantissimo del numero 9 Frigerio, che stava per mettere in movimento il suo compagno di squadra e di reparto. Nulla di fatto perché la palla poi si perde, può giocarla perché ha toccato l'arbitro, quindi può giocarla sul rimbalzo. Viene in avanti ancora il Venezia bloccato
tutto dalla parte opposta, bello il cambio di campo, altrettanto bello il pallone dato in mezzo per il giocatore del Monza che è leggermente scivolato, non è riuscito a prendere e a conquistare il pallone e a tenerselo, quindi nulla di fatto. Ancora il Monza che cerca di crossare, di mettere dentro questo pallone, non ci riescono. Con le mani la rimessa in gioco è stata lunga. In avanti ancora il Monza, controllo, non trova sbocchi in avanti, quindi va indietro e poi ci pensa il capitano ad andare ad un tentativo di tiro da 25 metri più o meno, 20 metri. Palla che termina abbondantemente alta. Venezia al rinvio. Non riescono a far arrivare palla al numero 9 Solmi, scusatemi. Con le mani il Monza anche qui. Può giocarla. Sì, devo far notare come effettivamente si stia giocando un pochino più decisamente. Interventi decisi, interventi che fanno già capire che buona l'uscita del portiere che chiama la palla, la fa sua e mette in moto i suoi compagni davanti. Buono il controllo, tutto bene ancora, può giostrare a metà campo il Monza che esce adesso con il suo numero 13 Costantino. Poteva andare al tiro Faggiano, non se l'è sentita, aveva però lo spicchio della porta che si era aperto, ha tardato un po'. Rimessa lunga con questo rinvio. Il Monza che ha preso decisamente il sopravvento fin dal 30° secondo, quando è andata in vantaggio con un tiro da fuori che ha sorpreso il portiere del Venezia e ha sorpreso un po' tutti, anche noi qui in tribuna. Palla che rimane lì, danza pericolosamente, poi riescono a metterla fuori. È un Monza indiavolato quello che stiamo vedendo, ha mandato subito a riscaldare tutta la panchina il tecnico del Monza, segno che non vuole lasciare nulla al caso. Li abbiamo visti prima parlare tutti intorno al proprio tecnico, i giocatori del Monza, e il tecnico stava dando delle indicazioni piuttosto. Buona questa palla e altrettanto buono il tiro al volo di esterno. Ed è una bella cosa che abbiamo visto qui al Barison di Vittorio Veneto da parte del numero 9 Frigerio, che è andato al tiro su un appoggio in area a rasoterra, molto molto bella per la struttura e molto bella per l'intenzione, che è stata neutralizzata dal portiere. C'è il tifo dei veneziani che sono abbondanti qui al Paolo Barison di Vittorio Veneto. Si fanno sentire il proprio appoggio per i propri ragazzi, chiaramente, mentre su Streaming Sport immagino che ci saranno quelli del Monza a seguire la partita, e quindi una buona serata anche a loro. Stanno vedendo i propri giocatori e la propria squadra disputare un ottimo primo tempo. Per il momento è andata in vantaggio al 15° 20° secondo di gioco, proprio subito il Monza per mettere in chiaro le cose, e adesso sta legittimando il vantaggio. Fallo fischiato al giocatore numero 5 Spada, che ha subito il fallo all'altezza della metà campo. Può ripartire ancora il Monza, viene in avanti con Faggiano che taglia il campo, la mette dentro. Altrettanto bello il tentativo di andare al
colpire, c'è riuscito anche Nicolò Bini, il vice capitano, al volo in mezza spaccata, diciamo così, bellissimo gesto tecnico, palla che è terminata fuori non di molto, però abbiamo visto delle cose pregevolissime in questo primo tempo qui tra Monza e bravo, mamma mia ragazzi, quando vi parlavo prima di interventi decisi e possiamo dire maschi, stavo aspettando, perché stiamo vedendo veramente una partita, oltre che su ritmi indiavolati tenuti dal Monza, anche con c'è il fuorigioco. Oltre che su ritmi indiavolati, dicevo, del Monza, anche con interventi piuttosto decisi, piuttosto duri da parte di ambedue le formazioni, dobbiamo essere sinceri. Si sta lottando, niente da dire. È una finale vera e propria. Conduce per il momento la formazione del Monza, che adesso viene in avanti ancora, palla che viene fermata e messa in fallo laterale. Riprenderà a giocare con le mani la compagine allenata da Angelo Sposato, tecnico del Monza. Indietro tutto. Si può giocare. Ancora il Monza che fa girare palla da una parte all'altra. Vedete anche come le idee siano chiare. Non ci sono, bel colpo di testa, era dietro a tutti. Palla che termina senza problemi. Forse fa un cambio il Venezia, getta nella mischia il numero 14, potrebbe entrare il numero 14 che è Artusi. Vediamo al posto di chi. Ha già effettuato un primo cambio in precedenza, tirando fuori dal rettangolo di gioco Gianmarco Pasqualini, numero 10, proprio per cambiare alcune cose che o non erano piaciute fin dall'inizio ai due tecnici del Venezia, oppure per sistemare, ha visto la pericolosità del Monza e quindi ha voluto assestarsi in una determinata maniera. Stiamo a vedere. Ecco il cambio. Qui mi pare che il cambio sia per infortunio o per un dolore allo stomaco, perché vediamo il ragazzino che si sta tenendo, adesso non so se abbia un colpo allo stomaco oppure se il braccio magari messo male, però nulla di problematico perché è andato in panchina con le sue gambe tranquillamente senza nessun problema, quindi non ci sono problemi anche per chi ascolta da casa. Con le mani il Monza riparte mentre vanno a scaldarsi anche quelli del Venezia. E da una prima occhiata possiamo vedere, nonostante sia Venezia sia Monza siano due squadre professionistiche e quindi dal settore giovanile importante, diciamo così, se diamo un'occhiata alle strutture fisiche da una parte e dall'altra possiamo notare la differenza. Guardate voi stessi, poi quando il nostro cameraman, se avrà l'opportunità, insomma, andrà su una e l'altra, ma tanto per dirvi che la struttura fisica, insomma, a quest'età conta e conta parecchio, insomma. Ancora in avanti il Monza che non rallenta, si è portata in vantaggio subitissimo, mantiene il vantaggio, cerca di giocarla ad una velocità che ha messo subito in difficoltà il Venezia. Vediamo se riuscirà a mantenere questo ritmo per tutti i 40 minuti di gioco, 20 per tempo, lo ricordiamo, palla in avanti a cercare il secondo palo, era un po' troppo anche per i suoi piedi buoni, sicuramente si arrabbiano un pochino i due tecnici che adesso sono inginocchiati davanti alla propria panchina o davanti, insomma, alla propria squadra in questo caso. Monza in avanti ancora, Monza che spinge, vorrebbero il fallo di mano. L'arbitro non è di questo avviso, forse ha ragione perché insomma il braccio era quasi vicino al corpo. Ancora vedete come c'è un uomo a terra intanto del Venezia in mezzo al campo, l'arbitro farebbe bene a fermare, eccolo qua in effetti che si accorge, ferma il gioco.
va a richiamare un giocatore del Monza e va a sincerarsi delle condizioni del giocatore numero 16 del Venezia, che è Camoli. Tutto bene, nessun problema, può ripartire la gara. Ancora il Monza, sempre a ritmi indiavolati, tutto dalla parte opposta, la prende però uno del Venezia. Il rinvio sbagliato, volevano il fallo di mano che c'era. L'arbitro fischia, nulla di fatto. Pronta la battuta. Prova a ripartire il Venezia. Non ho detto prova perché c'è subito una marcatura aggressiva ed asfissiante da parte dei monzesi, che hanno messo in difficoltà immediata il Venezia. Palla in mezzo. Forse c'era un fallo, l'arbitro lascia correre. Il Venezia va al tiro e trova il pareggio. E trova il pareggio con il suo numero 8, mi pare. Vediamo, anche in questo caso un tiro da circa 15 metri, 20 metri forse. Sì, è lui, è il numero 6. Il numero 6, quindi lo segnaliamo ed è Bertolissi. Alessandro Bertolissi, 7 gennaio 2012. Ha preso la palla, si è fatto un po' di chilometri per così dire, e poi è andato al tiro molto bello di destro ed è il gol che non lascia scampo al portiere numero 1 Vono del Monza, che deve inchinarsi a prendere palla all'interno della sua rete, e quindi 1-1 il risultato tra Monza e Venezia. È un Venezia che adesso trova stimoli e trova la voglia di provarci, naturalmente, dopo aver pareggiato i conti e riportato in parità la sorte dell'incontro, che era iniziato male al 30° secondo di gioco. Il gol, attenzione, mamma mia. Spero non si sia fatto niente. C'è un bimbo a terra, un ragazzo a terra, su un'azione pericolosissima. Devo dirlo. Ecco, fortunatamente non si è fatto niente. Pericolosissima perché il difensore c'era in azione difensiva appunto sul suo attaccante, è uscito a valanga il portiere, e vi devo dire che si sta giocando con molta intensità. Nulla da dire. E qualcosa deve essere andato a dire anche l'arbitro ad un giocatore del Monza, perché è la seconda volta che sta richiamando, perché effettivamente il gioco è un gioco maschio, non c'è nulla da dire. Sinceramente non mi aspettavo, visto anche le partite precedenti, non mi aspettavo un ritmo di questo tipo, e anche un'intensità che va a chiudere i primi 20 minuti di gioco della gara tra Monza e Venezia. C'è parità 1-1 in questa finalissima.
Allora facciamo partire anche noi il nostro cronometro per vedere e per seguire questi ultimi 20 minuti di gioco. Allora, da come si erano messi all'inizio, ecco, no, fanno ripartire la partita, ecco, la fanno ripartire adesso dopo 11 secondi che avevamo schiacciato il nostro pulsante. Vedete come sono veramente indiavolati quelli del Monza, perché sono ripartiti ancora a testa bassa, tutti in avanti, per trovare nuovamente il colpo del KO ai danni del Venezia. Un Venezia che è riuscito però a trovare la parità su un tiro da lunga distanza di un suo giocatore che ha colpito molto molto bene il pallone e ha fatto secco, è il caso di dirlo, il portiere Vono del Monza. Viene in avanti ancora, il rinvio bloccato, poi si riparte, bella questa triangolazione in uscita bassa ancora, bravo questo portiere, ragazzi, bravo anche questo portiere del Venezia. Andiamo a vedere il numero 1, numero 12, 1, ed è Filippo Visentin, ripeto. Sto citando dei nomi su una lista che mi è stata data con anche delle correzioni, quindi non prendetevela con noi, insomma noi vi riportiamo quello che ci hanno dato e quello che leggiamo, quindi complimenti a lui se è Filippo Visentin e complimenti al portiere in ogni caso di chi sarà se non è lui. Può giocarla ancora il Venezia, che ha riportato in parità tutto. Palla che esce malissimo dalla rimessa in gioco con le mani, non fatta ripetere, può ributtare in avanti il pallone. Venezia che adesso prova ad alzare il proprio baricentro per vedere di tirarsi un po' fuori, perché probabilmente sarà quello che avranno detto i due tecnici ai ragazzini del Venezia, cioè di provare ad alzarsi un pochino per non concedere, e in effetti vedete che ci sono quasi riusciti, perché adesso la formazione a uomo si sta con la marcatura a uomo e quindi si spinge da dietro, ma la palla viene buttata via. È un po' meno fluida della prima frazione di gioco questa ripartenza del Monza. Attenzione, prova a ripartire ancora il Monza, viene in avanti, qui c'era una spinta e forse era un fallo, l'arbitro lascia correre, pallone indietro, mamma mia che rischio, con il portiere che la mette ancora lì. E ancora si prova a giocare con un rinvio che non arriva, c'è questo pallone perduto in mezzo all'area. Attenzione, il Monza che spinge ancora alla ricerca del vantaggio dopo che il Venezia ha trovato la parità 1-1, lo ricordiamo il risultato. 3 minuti di gioco intanto nella seconda frazione di gioco, palla in fallo laterale. Tempo che si è rasserenato quantomeno sopra il Barison, mentre sulle montagne che stiamo vedendo, le belle nostre colline, in questo caso un po' di montagne sullo sfondo, compare anche la neve e compaiono anche dei sistemi nuvolosi piuttosto pericolosi e piuttosto bruttini. Con le mani per impostare questa azione da parte del Monza. Sì, 1-2, la mette dentro, non ci riesce perché c'è la deviazione in calcio d'angolo, e allora andrà alla battuta la formazione di Angelo Sposato, tecnico del Monza. Palla messa in area, il colpo di testa tentato da Vitali, palla che vola alta, nessun problema per il portiere numero 1 Filippo Visentin della compagine veneziana. In avanti ancora, palla che viene fermata sulla metà campo. Vedete però come abbia un pochino più di difficoltà il Monza a portarsi dalle parti dell'area veneziana. Adesso vengo smentito immediatamente, chiaramente no, però vedete qualche sbaglio di troppo e adesso può ripartire il Venezia.
Può ripartire il Venezia. Gioco pericoloso. Fortunatamente nessun guaio per il numero 6 del Venezia, che aveva messo il capo a rischio sulla gamba alta del giocatore del Monza. Butta in avanti il numero 17 Zanon del Venezia. Cerca di uscire ma non riesce il Monza. Venezia guadagna una rimessa in gioco. Possiamo dire che sta giocando, ha preso un po' le misure il Venezia, cosa che non aveva fatto nella prima frazione di gioco, ma dopo il gol c'è riuscita. Lottano a centrocampo quelli del Monza e del Venezia, perde palla il Monza, può ripartire il Venezia, attenzione con questo pallone rischiosissimo, esce a valanga il portiere del Monza, mi pare il numero 12 in questo caso è Manenti, che ha preso il posto di Vono. Gioca sulla fascia destra del campo il Venezia con il proprio numero 14 Marco Artusi. La rimessa in gioco per il difensore del Venezia, che mette palla in avanti, la controllano, poi palla che esce fuori, scappa però, la prende, un pallonetto meraviglioso del Venezia, con questo giocatore che viene abbracciato da tutta la panchina, che entra in campo. È stato un tocco veramente meraviglioso, un pallonetto delicatissimo che è andato a beffare il portiere del Monza. Vi ho detto che il Venezia aveva trovato la quadra in questo secondo tempo, aveva qualche difficoltà il Monza ad uscire, a farsi rivedere in avanti, e non era più riuscita ad impostare il proprio gioco come nella prima frazione di gioco, sì, scusate la ripetizione, però con molta difficoltà. Il Venezia invece si è attestato lì, ha aspettato, ha prima pareggiato i conti, adesso con questo pallonetto, anche questo da una decina di metri fuori dall'area di rigore, c'è stato questo gol che ha dato il vantaggio al Venezia, che adesso si porta in vantaggio per 2-1. E attenzione, perché andiamo a vedere quanto manca. Dovrà stringere i denti la formazione del Venezia per aver ragione di una inviperita Monza, che non si fa mettere sotto e va a pareggiare il conto. Pareggia il conto con il numero 20, mi pare Borsani. Bella partita, effettivamente, bella gara. Borsani riporta tutto in parità, 2-2. 8 minuti e 28 di gioco, seconda frazione di gioco. E questa volta si è ribaltata la situazione. Prima era andata in vantaggio il Monza, raggiunto dal Venezia. Poi era andato in vantaggio il Venezia, è stata raggiunta dal Monza. 2-2, situazione ancora di parità quindi tra queste due squadre. Spingono da bordo campo i due tecnici del Monza, che mette dentro un'altra palla, attenzione. Adesso il Venezia non deve mollare se vuole mantenere intatta la possibilità di rimanere lì sulla partita, non lasciando spazio e non lasciando l'iniziativa al Monza stessa, che vi dicevo aveva fatto un bellissimo primo tempo, però era entrato, attenzione, e qui sì, dai, va bene così, è stato abile e bravo il ragazzino ad andare giù, ma non ha ingannato nessuno. C'era stata sì una strattonata, ma non così forte da fischiare il calcio di rigore in area.
però ormai, come potete vedere, attenzione a questa palla, come potete vedere ormai la malizia anche in questi piccoli giocatori esiste tutta. Palla che tocca terra e se ne va sul fondo, se ne va via. Braccia larga per i due tecnici del Monza, un po' delusi da come si è messa la gara in questa seconda parte, perché visto la prima parte di gara, insomma, pensavano di poterla giocare con molta più tranquillità. Invece Venezia ha dimostrato di non aver mollato e di non voler mollare. Ci sarà un altro cambio per il Venezia, mi pare che stia per entrare o entrerà, insomma, il numero 8 Barbiero, pronto ed è al riscaldamento con il suo secondo. Venezia che riparte dal basso, ancora un tentativo fallito comunque, e allora palla in avanti, un po' di confusione, si sta giocando un po' meno, attenzione al tiro, palla che è stata deviata, buon gesto del portiere che è andato in volo plastico a coprire il palo, a coprire la traversa, bravo. Abbiamo visto anche in questa partita delle ottime individualità, bravissimo anche in questo caso, forse c'era il fallo, io lì fischio sicuramente, bravo comunque. Attenzione alla ripartenza del Venezia, attenzione alla ripartenza, Mary, bravo il difensore del Monza che mette fuori tutto, può ripartire ancora, una bordata sui piedi del suo attaccante che non riesce a controllare il pallone. C'è un uomo che dovrebbe entrare, mi pare, vediamo, non ancora. Venezia con le mani che spinge, esce buono, ma c'è il fallo e allora fischia, vediamo se entra adesso l'uomo, sì, cambio, entra il numero 9, che abbiamo detto è Solmi, e va a prendere proprio la posizione da centravanti, va lì davanti, quindi rinforza ulteriormente il reparto offensivo. Il Venezia vuole provarci fino all'ultimo, tentativo di girata, sì, bravo, palla che invece non riesce ad essere imbucata bene, persa, un po' di confusione, altra bella imbucata, altro bel taglio in avanti, però troppo lungo, palla che poi tocca terra e se ne va via velocemente, spunta il sole, una fascia illuminata del Barison, splendido impianto di gioco qui a Vittorio Veneto, che vedo ha tenuto anche sotto il profilo fortunatamente non ha piovuto più di tanto e quindi anche sotto il profilo di essere calpestato da ben 20 squadre, anche di più, no? E quindi molto bene, ha tenuto molto molto bene. In avanti il Venezia, palla fuori, il Monza, palla fuori, con le mani il Venezia. Se arriva prima questa palla sulla fascia destra può creare qualche problemino. Non l'aveva visto partire invece il numero 11, quindi palla che rimane lì, guadagna un fallo a metà campo, proprio all'interno della lunetta del metacampo. E allora è un Venezia che però non ha mollato la gara, ha raggiunto la parità, ha raggiunto il pari e adesso se la sta giocando tutta. 13:59, 14 minuti, sono 6 al termine, se non cambia si va ai rigori. In avanti il Venezia ancora, bravo questo ragazzo che mantiene palla da tutta dalla parte opposta. Manovra del Venezia con questo rinvio lungo poi messo a terra, bravi, azione difensiva però interrotta, sempre Venezia in avanti, 1-2 tentato, non riuscito, poi c'è il tiro dalla lunga distanza ancora,
Ma probabilmente è una caratteristica di questa squadra, perché senza paura vanno al tiro da fuori area in qualsiasi momento in cui vedono la porta. Attenzione il Monza che spinge sulla fascia, prova ad andarsene, ci riesce anche, soprattutto per la stazza fisica del ragazzo che per 2 volte mette dentro il pallone, poi la palla è troppo sul portiere, la guadagna il portiere del Venezia che poi la cede al suo compagno. Doppio cambio per il Monza che mette nel terreno di gioco, manderà sul terreno di gioco il numero 7 ed il numero 8 Bini, il numero 7 e 8 il numero Faggiano. Li abbiamo già visti in precedenza, avevano lasciato il posto ad altri 2 compagni di squadra tra il primo e il secondo tempo, rientrano adesso e vediamo la situazione se potrà cambiare, perché è stato un Monza dal doppio volto, insomma, prima frazione di gioco e seconda frazione di gioco dove mi è piaciuta di più sicuramente il Venezia. Ancora Monza che scaraventa in avanti questo pallone. Che rischio. Lo tiene, sì, lo tiene, prova l'1-2, addirittura il tunnel. Palla riconquistata dal Monza che adesso si è portato avanti, ha il baricentro alto in scivolata per non perdere palla, poi la perdono lì, non ci molla nessuno, 3 uomini sul pallone, ancora lanciato in avanti, palla che esce, no, ce la fa. E allora lancia in verticale giù per trovare la possibilità di manovrarla, guadagna un preziosissimo calcio d'angolo. Preziosissimo calcio d'angolo per il Monza con il numero 20 Borsani, bravissimo ancora, e altrettanto bravo la deviazione del giocatore del Venezia, però bravo questo giocatore del Monza che ha fatto delle finte incredibili, sempre lui, sempre il numero 20, sì, Diego Borsani. 16 febbraio 2012, signori, prendete nota. Vogliono ancora un calcio d'angolo, ma l'arbitro non è di questo avviso e allora si riprende a giocare. 17 e 58, 59, 18 adesso, 2 minuti al termine e poi ci saranno i rigori. Palla che non esce, colpo di tacco. Venezia ancora in manovra, lavora bene a metà campo, perde palla prima, poi la riconquista. Pallone che va, pallone che esce dalla parte opposta, non lo prende nessuno. Spinge ancora il Venezia, ci crede, 18 e 42. Palla con le mani, non trova l'appoggio, lo trova poi palla persa, rimane lì 2 contro 1, l'arbitro lascia andare con la mano. Fallo di mano, quindi si potrà battere e scaraventare in the box in mezzo all'area. 19 e 11, quindi pochi secondi perché si vada ai rigori. Palla tocca, attenzione al rimbalzo, mamma mia. 19 e 24. Fallo. Punizione battuta. Monza in avanti, potrebbe essere una delle ultime azioni della Monza. Palla che viene gettata fuori dalla difesa del Venezia e allora ci riprova il Monza in avanti, bravissimo. Questo numero poi commette fallo, un po' di nervosismo in questo numero 8 in Faggiano che si è lasciato andare con questo gesto un po', poteva risparmiarselo. E adesso siamo proprio agli sgoccioli, siamo proprio agli sgoccioli qui al Barison di Vittorio Veneto, dove 20° minuto scocca e sul risultato di 2-2
in questa finalissima tra Monza e Venezia, finale del torneo da Loris, del trofeo da Loris, primo torneo nazionale Vittorio Falmec, SM Colle. Poi viene in avanti, vediamo quest'ultima azione, fermata ancora a metà campo, c'è qualcosa da recuperare per qualche cambio, ma l'arbitro dice che può bastare e quindi si va ai rigori come nelle vere finali. Come nelle vere finali si va ai calci di rigore. Bella partita, dobbiamo essere sinceri. Bella partita che ci è piaciuta nella prima frazione di gioco di più il Monza, poi seconda frazione di gioco Venezia migliore e poi si arriva a questi rigori. Adesso vedremo chi sarà più calmo, più tranquillo, perché qui i rigori sono come sempre una lotteria. Dunque ci sarà bisogno dei calci di rigore per decretare chi tra Monza e Venezia si aggiudicherà la 20ª edizione del trofeo ristorante da Loris. Allora, vediamo dove andranno intanto a tirarli questi calci di rigore. In mezzo al campo ci sono gli organizzatori che, non lo so, stanno probabilmente per scegliere la porta dove tirarli, oppure qualcos'altro su cui mettersi d'accordo. Sì, mi pare che ci sia trovato l'accordo, penso, per la porta dove saranno battuti i calci di rigore, che assegneranno il primo torneo nazionale Vittorio Falmec e il 20° trofeo ristorante da Loris, categoria esordienti a 9, anno 2012. Si è giocata una bellissima finale, l'ho detto prima, bella finale per quanto riguarda il ritmo improntato dal Monza nella primissima parte e poi dalla fisicità, diciamo così, dalla dinamicità delle due squadre che non si sono risparmiate, dobbiamo proprio dirlo, non si sono risparmiate in nessun caso e in nessun modo in questi 40 minuti giocati qui alla Barison di Vittorio Veneto per l'assegnazione di questo primo torneo nazionale Vittorio Falmec e 20° trofeo ristorante da Loris. Squadre in mezzo al campo perché meritano senza dubbio un caloroso applauso tutte e due le formazioni, tutte e due le compagini, perché sono arrivate a questa finale insomma nel miglior modo possibile, con il Monza che aveva battuto il Montichiari per 5-0 nella semifinale A e il Venezia che aveva battuto niente po' di meno per 1-0 l'Inter nella semifinale B, e poi appunto si sono ritrovate in questa finale Monza-Venezia. Vi ricordo che la terza posizione è stata appannaggio dell'Inter, che ha vinto per 4-0 contro il Montichiari, che quindi si colloca al quarto posto in classifica, al quinto la Fiorentina, al sesto il Vicenza. Lo scorso anno vinse il Pordenone in una sfida che fu tutta friulana, perché si affrontarono Pordenone e Triestina. Vinse il Pordenone che poi abbiamo saputo com'è finita, insomma, per quanto riguarda la società e per quanto riguarda tutto il movimento appunto pordenonese. E allora tutte le formazioni adesso, tutte le formazioni che hanno partecipato a questo torneo vengono invitate a presentarsi. Intanto c'è il primo tiro libero, il primo tiro dal dischetto che ci stava sfuggendo, e siamo riusciti a scoprirlo e a vederlo, e c'è il primo errore del Venezia, quindi Venezia sbaglia il primo calcio di rigore. Adesso tocca al Monza. Adesso tocca al Monza. Monza alla battuta. Gol. Monza in vantaggio. Va al tiro Venezia.
che ha sbagliato il primo tiro di rigore. Gol. Gol per il Venezia. Monza al tiro. Monza al tiro. Gol. Se non erro, tutti da quella parte. Tutti alla sinistra del portiere del Venezia. Venezia al tiro. Venezia che è in svantaggio di un rigore. Buona. Gol realizzato. E grande gioia da parte del giocatore. Monza con un altro tiro da sfruttare. Arriva il fischio dell'arbitro. Monza al tiro. Oh! Traversa e palla che rimbalza in campo. Tutto pari. Parità. Un errore a testa. Vanno a consolarlo. Bella questa scena. Venezia al tiro. Gol. Venezia in vantaggio adesso. Venezia in vantaggio. Monza. Gol. Bel tiro anche questo. Venezia. Altro rigore. Alza le mani il portiere. Sulla riga. Ci stava quasi riuscendo dalla deviazione il portiere. C'era sulla traiettoria. Palla però fortissima. Nulla di fatto. Altro rigore per il Monza, che va al tentativo di trasformazione ed è gol. Molto buono. Mi pare che si muova l'allenatore in seconda per andare forse a suggerire del Monza ad un altro giocatore di andare al tiro, perché Venezia al tiro. Gol. Dava l'illusione che fosse uscita, però invece è dentro, signori. Bel gol anche questo, bel tiro anche questo. E adesso si va a oltranza, perché in effetti, vedete, è andato a scegliere chi vuol tirare. Ah, ecco, viene scelto finalmente il ragazzo che va al tiro. E allora vediamo questo tiro. Trasforma. Adesso tocca al Venezia. Situazione di parità. Chiaramente adesso ci sono dei giocatori che magari avevano pensato di non andare mai al tiro e devono andare a tirare i rigori, quindi adesso può succedere di tutto, ragazzi, quindi attenzione. Venezia al tiro, 7-7 mi dicono, quindi situazione di parità. Parata
e vince il... No, appunto, fa segno che hanno ancora, vedete, c'è ancora tempo per riportare in parità, per vincere il torneo. Vediamo, perché il Venezia ha sbagliato e quindi tutto sulle... Eccolo, ed è gol, si aggiudica il torneo il Monza con il calcio di rigore che porta la vittoria al Monza, quindi Monza primo posto, secondo il Venezia, però è stata una bella partita, che abbiamo commentato e siamo stati contenti e felici di aver commentato questa partita, questa gara, perché effettivamente è stata una buona prestazione da ambo le parti. Sicuramente migliore il primo tempo del Monza, meglio il secondo tempo del Venezia, poi ai rigori è uscito il Monza che ha trafitto il portiere del Venezia. Allora io chiedo al mio tecnico, io scendo, lascio la postazione e quindi rimarrete con le immagini dal campo. Inizierà nel frattempo la premiazione, ma cercherò di andare a portarvi qualche protagonista appunto ai nostri microfoni. A tra poco quindi. Scusami. Trovavo l'allenatore del Monza, ma non riesco. Vado invece da dai, uno. Eccoci qua, aspetta che vediamo. Ci siamo qui. Si sente, sì? Sì, si sente, siamo collegati. Allora, direi che insomma le aspettative c'erano e si sono ben risolte, diciamo, no? Certo, il torneo ogni anno rappresenta veramente
c'è un bel gruppo di gente che lavora. Quello che mi piace di questo torneo sono le due società, Vittorio e Liventino Pitergina, che lavorano insieme, che è una cosa molto rara, e poi vedere così tante società che rappresentano veramente molto degnamente questo torneo. Indubbiamente, poi vedere questo bel colpo d'occhio, no? È uno spettacolo qui, i ragazzi veramente, anche perché ci sono squadre veramente belle da vedere, che si vede del bel calcio. Grazie. E allora io prendo Loris qui vicino a me, allora... Bene Loris, dicevo, no? Te l'ho rubato? Te lo cedo, te lo cedo. Allora, assessore, mi dici qualcosa? Eccoci qua. Non dovrei... Allora, siamo un po' in silenzio elettorale, però promettiamo che non parliamo di politica, dico, è un bel colpo d'occhio questo, no? Uno spettacolo veramente. Da assessore allo sport della città di Vittorio Veneto sono soltanto orgoglioso di tutto questo. Ringrazio chi si è adoperato perché questo torneo fosse così bello e importante, insomma. Quindi ringrazio tutti, da Loris che sta parlando in questo momento, le società, la mia Falmec Vittorio Veneto, ecco, un abbraccio particolare. Una bella figura. Sì, esatto, quindi bene così. Bene, stop, basta, non parliamo più. Allora, vediamo se riesco ad avere il presidente Mauro. Allora, ci giriamo da quella parte. Ciao Mauro, direi che è come dicevo, un ottimo colpo d'occhio, no? Bellissimo, complimenti a tutte le squadre, a tutti i mister, a tutte le società che hanno accettato l'invito. Noi siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto. Ci tengo a ringraziare tutte le persone dello staff del Vittorio che hanno organizzato l'evento, che hanno reso possibile, che ci hanno dato una mano, perché sappiamo che le società hanno bisogno di queste persone e per noi sono fondamentali. Ancora una volta il Barison è una bella conchiglia, è una bella cosa da vedere. Sì, è un bel biglietto da visita. Abbiamo ricevuto anche nel corso della giornata parecchie congratulazioni da parte di altre società, ovviamente molto più blasonate della nostra, e quindi questo ci rende orgogliosi. Beh, avete chiuso bene anche questo torneo, diciamo, no? Sì, siamo felici. Poi la finale, il Vittorio si è piazzato in un'ottima posizione rispetto agli anni precedenti, e anche se abbiamo pareggiato la finale di oggi pomeriggio, e la finale direi che è stata bellissima. Bello. Un 2-2 finito ai rigori, pieno di emozioni. Bravi a tutti questi ragazzi. Bene, grazie Mauro, in bocca al lupo per il futuro campionato, anche se è presto per parlarne. Adesso sì, Loris, ti tocca, quindi so che tu ami i fornelli più del microfono, però non ci interessa. Dicevo a tutti quanti, è un bel colpo d'occhio, no? Sì, intanto dobbiamo ringraziare anche la giornata che ci ha risparmiato dal tempo. Quadrati da questa parte. Che ci ha risparmiato dal tempo, un bel colpo d'occhio sia per le squadre che anche le parterre, il pubblico, niente infortuni, niente incidenti, tutto è andato bene, 20ª edizione straordinaria, ce la ricorderemo. Io so che tu sei anche un esperto di calcio, io ho guardato, ci sono stati dei bei momenti e soprattutto anche dei bei singoli da vedere, quindi diciamo che il livello si è ulteriormente alzato rispetto anche agli anni scorsi. Penso di sì, ma ho visto solo l'ultima partita, quindi non ho avuto Hai visto un'ultima partita che io ho commentato dicendo è una partita vera, perché sono partiti a 1000 e poi se ne sono anche, tra virgolette, legnate e date. Complimenti al Monza, ma anche il Venezia, dei bei ragazzini, insomma, ecco, vedo che se la sono cavata molto bene, se la sono giocata, finita ai rigori fino all'ultimo momento. Bene, grazie Loris, al prossimo anno. Ciao, al prossimo anno. Ciao. Allora salutiamo Loris e vediamo se abbiamo ancora qualcuno da avvicinare. Io volevo andare, spostarmi verso il Venezia, perché tanto siamo all'inizio, no? Quindi siamo all'inizio, quindi ce la facciamo. Io vado giù verso le altre squadre. Vediamo un attimo se riusciamo a prendere qualcuno. Vediamo se riusciamo a prendere qualcuno. So che aveva capito che venivo qua.
Oh. No, ho visto che adesso arriva qua. Meglio di no, Sì, dai, ma ci dici qualcosa, dai. Perché sono un po' penalizzato. Ah, vedi queste cose qua, Sì? Sì? Tanto, però va bene. Però va bene, dai. Si sono divertiti, dai. Esatto, quello era quello su cui volevo puntare. Poi insomma il calcio è così, è bello e brutto da una parte, però insomma 3 giorni positivi, ragazzi, la mia sono rimasti male per delle decisioni, però si sono divertiti, hanno avuto un'ottima reazione, quindi noi siamo contenti della crescita che hanno i ragazzi, perché puntiamo sempre su quello. Quindi... e la mia domanda era questa, insomma, qua vi siete divertiti, insomma, siete stati bene? Sì, siamo stati bene, ci siamo divertiti, si sono conquistati una semifinale sul campo, i ragazzi non l'hanno potuta giocare, quindi puoi capire un bambino di 12 anni come può rimanere, però poi hanno avuto un'ottima reazione nella partita che hanno fatto oggi, quindi complimenti ai ragazzi e tanta positività per tutti i componenti del torneo. Bocca al lupo. Crepi. Ciao, grazie. Bene, allora questa è la Fiorentina, vediamo se riusciamo ad andare da qualcun altro che vediamo. Mazzer. Allora dovremmo essere ancora collegati. Beh, direi bene come avete finito qui. No, bene, è stata una grande esperienza soprattutto per i ragazzi e confrontarci anche con realtà professionistiche per loro è solo un bagaglio che si porteranno a casa importante e questi sono i tornei in cui tutti vorrebbero esserci e fortunatamente noi ci siamo stati e la nostra bella figura ce la siamo fatta. Si è alzato ulteriormente il livello, secondo me. Sì, io ho visto grandi squadre, a parte le professionistiche, ma anche quelle non professionisti, tipo la nostra o anche altre squadre, stanno esprimendo dei buoni livelli. Tutti cercano di giocare, di far giocare questi ragazzi, non è come qualche anno fa che si badava solo al risultato. Adesso la costruzione del gioco si vede già da queste piccole categorie. E me lo dice uno che i piedi ce li aveva. Sì, ce li avevo. Ce li hai ancora? Fortunatamente ce li ho ancora. Sì. Va bene, lo trasmetti ai tuoi ragazzi. Beh, comunque complimenti. No, bene, sono veramente orgoglioso perché poi qui a Vittorio Veneto riuscite a fare un grande torneo così di questo livello. Questo è, io ai ragazzi ho detto sono orgoglioso di voi e del pubblico che ci ha sostenuto e di quello che abbiamo visto. Hai fatto bene, complimenti. Grazie mille. Grazie a te. Bene, vediamo se riusciamo a trovare ancora qualcuno. Mi pare che qui c'era il mister e lui, no? Sì, il mister. No. Ah no, Vicenza e voi il Donatello. Vicenza sì, perché poi arrivo. Siamo in collegamento là. Beh, ho visto prima la partita, insomma, che sei un po' rammaricato o contento? No, non sono affatto rammaricato, anzi sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato fino all'ultimo di tenere soprattutto la maglia dopo onorare l'impegno, quindi il gioco è stato soddisfacente e loro sono divertiti, miglior cosa. Questo è l'importante. No? Questo è importante, si divertimento. Dice, poi... si deve dire perché è la cosa più importante. Poi comunque anche in campo se dimostrano gioco e agonismo è come solo un tutte bene. Le squadre, l'ho notato anche negli altri anni, si è alzato il livello ulteriormente. Si è alzato il livello perché anche noi si è alzato, diciamo, anche il livello degli allenatori, senza nulla togliere, con formazione, però comunque stiamo facendo capire ai ragazzi che comunque il gioco è importante. Ecco. Bocca al lupo. Grazie. E allora Donatello dove è finito? È scappato lì davanti. Allora aspetta che lo... Ma lei non deve scapparmi così, allora, eccoli qua. Allora, siamo lassù, quindi ci giriamo. Donatello, per chi non lo sapesse, quei pochi che non lo sanno, Udine, no? Quindi siete un po' un grande vivaio, no? Perché insomma avete sfornato e state sfornando sempre buoni elementi. Dicevo al suo collega che ho visto un bel tasso tecnico, un bel aumentato negli anni. Sì, diciamo che il livello sicuramente negli ultimi anni è aumentato, quindi siamo contenti di aver partecipato a questa edizione. Probabilmente dal mio punto di vista avremmo meritato qualche posizione in classifica in più per il calcio espresso, però va bene lo stesso. Lo sport è anche questo, si vince, si perde, si impara quando si perde, si vince quando si vince. Servono forse più che... Sì, servono anche queste esperienze qua e non sempre si ottiene quello che si produce, insomma, e che si meriterebbe, però va bene così, insomma. Ci siamo divertiti in questi 3 giorni, è bello così.
Bene, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi. Grazie. Allora, vediamo se riusciamo a trovare qualche altro e quindi andiamo da questa parte e poi eventualmente rientriamo alla base se c'è qualcosa e se c'è qualcuno da prendere. Scusa, il mister Eccolo qua, c'è buongiorno. Buonasera. Buonasera meglio. Allora, come sono andati questi 3 giorni qui nella Marca Trevigiana, al di là poi di questi ragazzi che ho visto giocare prima? No, è andato tutto bene, siamo stati accolti bene, un clima bellissimo di sport, di accoglienza, di amicizia, quindi è stata un'esperienza bella sia per i ragazzi anche per noi che li abbiamo accompagnati. Non era la prima volta, mi fa. Prima volta che partecipiamo a questo torneo e siamo felici, insomma, perché ci siamo trovati davvero bene, quindi anche aspettiamo l'invito per la prossima, ecco. Ci sarà anche con il Prosecco, immagino, no? Ma non abbiamo... Non per i giocatori. Beh, lo assaggeremo a casa, dai, lo assaggeremo a casa. Senta, io ho commentato le due finali, terzo e quarto posto e primo e secondo posto. Ho detto che secondo me, visto anche gli anni passati, il livello continua ad aumentare, continua ad essere in aumento. Ho sbagliato oppure no? Ma non ho un trascorso per dirvi sì o no. A me è sembrato che dai, si è giocato bene a calcio, i campi sono belli, quindi c'è la possibilità di fare le cose fatte bene, ecco, quindi complimenti. Questa maglia per un ragazzino vestita così, soprattutto con l'ultima vittoria, che cosa vuol dire per loro? Vuol dire tanto? Beh, inseguono un sogno e quindi devono crederci, devono impegnarsi, viverlo bene e insomma, speriamo che questo percorso sia formativo per loro, per la loro crescita umana soprattutto. Mister, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie a voi, alla prossima. Grazie, alla prossima. Complimenti alla Fiorentina, andiamo avanti ed è il turno del Voluntas Montichiari. Un riconoscimento è dato anche a coloro che hanno diretto tutte queste partite tra giovedì, venerdì e oggi, gli arbitri che si sono susseguiti tra l'Epitorgium di Onesto e qui lo stadio Paolo Bison di Vittorio Veneto. Procediamo con le premiazioni di squadra, è il turno dell'Inter.
premio individuale va al giocatore che ha realizzato il gol decisivo della manifestazione ed è il numero 21 del Monza, Giacomo Gaspani, al quale viene consegnato il pallone della gara finale. Andiamo avanti con le promozioni delle squadre, è arrivato il momento della premiazione. Complimenti alla squadra esordienti del Venezia. Prima squadra classificata che si aggiudica il 20° trofeo al ristorante Daloris, primo torneo nazionale, Vittorio Falmec San Martino Colle, il Monza. Consegna la coppa, il trofeo, il patrono della manifestazione Loris Sollare al calcio Monza.
perché siamo da questa parte. Magari con la bottiglia Ma in mano no, brutto, va bene, brutto. va bene. Qui siamo nel paese del Prosecco, quindi va benissimo. Mister, è stata una grande partita, bella partita. Davvero molto bella, sono veramente contento perché non è stato facile. Andare in vantaggio subito dopo 30 secondi. Eccoli! Andare in vantaggio dopo 30 secondi, poi dopo andare in svantaggio sul 2-1 con un gran bel gol da parte loro. Non era facile, poi siamo stati bravi a mantenere la calma, a raggiungere il pareggio e poi i rigori sono una lotteria. Sono davvero contento per i ragazzi perché se lo meritano. Ho commentato dicendo un miglior primo tempo vostro, loro sono usciti nel secondo tempo, però ho visto partita viva, partita vera, perché ad un certo punto ho detto, avevo anche paura che qualcuno si facesse male perché anche gli interventi non erano da ragazzini, si è giocato. No, assolutamente, infatti sono contento perché i ragazzi da entrambe le parti, I ragazzi parlo sia per i nostri che i miei che per quanto riguarda il Venezia, sono stati davvero molto bravi, una partita intensa, ecco, io la reputo, è stata una partita intensa e una bella finale, secondo me anche chi l'ha vista si è divertito, ecco. Galliani ha già telefonato? No. Beh, almeno gli dica che avete preso la bottiglia di vino e quindi se lo berrà. Scherziamo naturalmente. Assolutamente. Buon ritorno. Grazie, io volevo ringraziare chi ha organizzato. No? Sì, assolutamente. Quindi... Grazie veramente a tutti. Al prossimo anno. Grazie. Bene, io direi che abbiamo finito e quindi ci fermiamo qui, chiudiamo con l'intervista appunto al mister del Monza, ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento anche noi al prossimo anno. Linea alla regia definitivamente.